Buongiorno. Buongiorno, come stai? Accomodati. Buongiorno. Allora, io in sede di presentazione, di anticipazione della tua venuta, ho detto che non solo sei un noto e un affermato penalista, ma sei anche un ex attivista politico, hai fatto politica, per cui nel mondo della politica ci vivi, ci hai vissuto, ci continui a vivere e sei certamente nelle condizioni di dare già un tuo primo parere. Da queste prime proiezioni ci si aspettava questo testa a testa fra Musumeci e Cancelleri, ci si aspettava forse non lo riteneva lui da solo, un'aspettativa così mediocre, la debacle del Partito Democratico, forse non se l'aspettava, diceva lo stesso Micari, però bene o male le aspettative non sono poi del tutto discostanti da queste prime proiezioni. Sono perfettamente d'accordo, Micari non lo conosco, per carità, mi dico che sia una persona per bene, ci mancherebbe, però parliamo di partiti. Ha preso una brutta eredità, perché il governo Crocetta è passato come un brutto governo e quindi se lo aspettavano. In effetti i dati sembrano confermare queste aspettative. Si aspettava pure questo test a test fra il Movimento 5 Stelle e il centrodestra, da un lato perché il Movimento 5 Stelle certamente sta continuando a catalizzare il malcontento diffuso comune, dall'altro il centrodestra recuperava, si è visto, perché hanno avuto modo di mettersi insieme, non fare lo sbaglio che fu fatto 5 anni fa, di mettersi tutti insieme, un Salvini che ha rinnovato questo progetto della Lega e questo test. Ti vorrei chiedere, tu come vedi l'errore che 5 anni fa fece il centrodestra fatto invece adesso dal centrosinistra? Cioè la divisione, nel 2012 compatti per sostenere Crocetta a fronte di un centrodestra invece diviso che è andato allo sfacelo, così come poi è successo, e hanno fatto l'errore adesso all'opposto. Il centrodestra è riuscito a convergere attorno a un nome e a una figura pulita come Nello Musumeci, il centrosinistra invece si è spaccato. Devo dire, non ricordo se da quando ero ragazzo, purtroppo non lo sono più, che è stata sempre una caratteristica questa della sinistra, di spezzettarsi, di dialogare troppo, di frammentarsi. La chiamano democrazia, avvocato. Sì, lo so, però ormai comunque era stato superato, cioè, sembrava che in Italia fosse arrivato il bipartitismo e invece si è andati indietro, non solo col tripartitismo grazie al Movimento 5 Stelle, ma c'è la frantumazione anche a destra, perché vabbè, li stiamo vedendo alleati, però sono alleati, ma gli alleati in qualsiasi momento possono separarsi. Non dormono assieme, insomma. Esatto. A questo proposito ti vorrei chiedere, c'è chi ha parlato delle elezioni in Sicilia come il solito, consueto e giusto laboratorio per le politiche nazionali. C'è chi come Faraone ovviamente in questo momento non poteva che dire non lo è affatto, è una elezione assolutamente locale, assolutamente regionale, che non ha nulla a che vedere con le future proiezioni. Ma voglio dirti, alla luce soprattutto se dovessero essere confermati questi dati della vittoria eventuale di Nello Musumeci e dunque di una forza compatta del centrodestra, tu ritieni che questo laboratorio a livello nazionale si possa riproporre o lì poi nasceranno i problemi di leadership fra Berlusconi e Salvini? Questi laboratori, chiamati così, sembrano un po' come le tempeste zodiacali, no? Non c'è nulla di scientifico, però a volte ci azzeccano. E io credo che a livello nazionale la situazione a sinistra rimarrà tale e quale, certamente. Auguro alla destra di non fare la stessa cosa, come
come è avvenuto in Sicilia del resto, e allora si potrebbe confermare di qui, del resto si voterà fra qualche mese, ma Sì, insomma a marzo probabilmente. non ci sarà nemmeno il tempo di metabolizzare questi errori. Del resto nel municipio di Ostia abbiamo visto, insomma è successa la stessa cosa, super giù. Ne parlavamo nel corso della nostra diretta prima che arrivasse. Quindi la Sicilia non è che è un corpo estraneo rispetto all'Italia, no? La Sicilia rispecchia gli stessi sentimenti della gente comune. Io sono qui, amico tuo, ma vengo non faccio attività politica da 27 anni circa, e quindi vengo così nella veste di uomo della strada che sente il malumore, c'è poco da fare. Posso chiedere Certo. che peso ha avuto secondo lei in tutto questo l'organizzazione collaudata di Miccichè e la venuta di Berlusconi? Alla fine... Ma io sto organizzazione di Miccichè ci credo poco, ma non solo di Miccichè, non credo ormai nelle organizzazioni dei partiti, non abbiamo più i partiti. Una volta quando ero ragazzo io c'erano addirittura le sezioni dei partiti, c'è uno scollamento totale che poi si riverbera nelle elezioni fra chi fa politica in questi partiti, che noi continuiamo a chiamarli partiti, ma sono partiti ad personam, sono scomparse le ideologie. Sì, quello è esatto. Tant'è vero che c'è il cambio di casacche continuo, tra l'altro. C'è il cambio di casacche continuo, no? Ma per ritornare alla domanda, la venuta di Berlusconi certo avrà dato il suo peso, ma anche lo stesso Salvini, che ha girato tutte le piazze siciliane. Si aspettavano che Salvini venisse preso a fischi o a colpi di arancia. Ecco, tu pensi che si è riconciliato con il sud e con la Sicilia in generale? Guarda, devo dire che questo ragazzo, lo chiamo così, ma non è un ragazzo, un uomo, rispetto a me è un ragazzo, questo ragazzo non gli sento dire stupidaggini. Io l'ho ascoltato attentamente, una stupidaggine non gliela sento dire. Evidentemente ha il polso del comune sentire, questo va dato a... In campagna elettorale in Sicilia, perché quando è in campagna elettorale al nord qualcosa di quantomeno cattivo, se non stupido nei confronti della Sicilia l'ha detto. Giusto, nel passato l'ha detto, ma ora non potrebbe. Devo dire che è entrato in un'ottica diversa, che è l'ottica di una Lega che deve andare al governo nazionale, per cui non si può permettere più di creare scissione. Ma forse inconsapevolmente sta realizzando. C'è una maturazione di Salvini statista. Certo. È una differenziazione da Bossi, da quella che era la vecchia Lega. Quello che era secessionista a tutti gli effetti. Ormai è superata. Credo sia superata. E inconsapevolmente o consapevolmente sta realizzando il disegno di Cattaneo, gli Stati Uniti d'Italia. Certo. Perché c'è poco da fare. Possono venire tutti gli immigranti che vogliono, però ogni regione viene marcata proprio da storie, anche la Sicilia. In Sicilia siamo due popoli, i sicani e i siculi, noi siamo siculi. Quando siamo fuori dalla Sicilia siamo tutti siciliani, ma in Sicilia no. Una cosa il dualismo regna sempre solo. Sì, c'è poco da fare. I popoli, infatti io li chiamo i popoli siciliani. Peppino, io invece ti vorrei chiedere, a proposito di tutto quello che si è detto, non solo impresentabili, quindi modifiche in qualche modo della legge elettorale, magari non basata solo sul casellario giudiziario, ma anche e soprattutto sulla eticità del candidato da presentare. Dico, indipendentemente da questo, un altro tema che forse, lo dicevamo poco fa quando parlavamo del cambio di casacche, che andrebbe in qualche modo affrontato è il vincolo di mandato. E ci si dovrebbe rendere conto che non paga più assolutamente questo salto di canguro da un posto all'altro. L'espressione più eloquente di questo fallimento mi sembra che sia Alfano. Come la vedi tu questa possibilità che non entri nessuno del suo partito a Sala d'Ercole? Intanto rispondo alla prima parte della domanda, delle argomentazioni che presupponevano la domanda. Qua ho sentito parlare tutti continuamente di onestà, di non essere giustamente mafiosi, di impresentabilità. Ora io dico, si può fare un programma politico su un'ovvietà,
È ovvio certo, che bisogna essere quello che abbiamo detto su questo più non si deve il primo requisito non sarebbe neanche non sarebbe manco discusso. sottinteso. Hanno perso il tempo tutti quanti a parlare sempre di onestà, ma infatti io poco fa mi sono permesso di dire la mia opinione dicendo che tutti i partiti volevano in qualche modo sconfiggere la nausea e la disaffezione dei cittadini verso la politica e poi in campagna elettorale non hanno fatto altro che lanciarsi odio l'uno contro l'altro e non portare avanti programmi e soprattutto soluzioni. Ma guarda, io sarei ancora più generoso, va bene, i programmi è troppo difficile perché poi è difficile realizzarli, eccetera. Ma quantomeno le idee. Certo. Le idee. Io so che, sto dicendo una baggianata, l'isola di Malta che è qua vicino, insomma, è più piccola ma ci somiglia molto come territorio, no? C'è il mare, c'è il sole ed è a vocazione certamente turistica, cosa che dovrebbe essere. Guarda Peppino, io apro un attimo una parentesi e ti interrompo, ti chiedo scusa, perché io per oltre 25 anni, quasi 30 anni, ho avuto rapporti lavorativi con l'isola di Malta. Bravo. E ogni volta che, prima ci andavo quasi ogni fine settimana, ogni volta che andavo a Malta tornavo sempre con un fegato tanto e dicevo, questi qua hanno 4 scogli, 4 casinò e un Caravaggio. 4 casinò. 4 scogli, 4 casinò e un Caravaggio, la decapitazione di San Giovanni. San Giovanni de Collago. E vivono di turismo. Noi abbiamo la concentrazione più alta di siti UNESCO, la montagna che è il vulcano attivo più alto d'Europa. La mattina possiamo andare a sciare, il pomeriggio farci il bagno e non riusciamo a campare di turismo. Qualcosa che non va ci deve pure essere. Questo l'ho detto a proposito del fatto che tu ci davi male di rimpettare. Ma io arrivavo proprio a questo argomento qua. Ad esempio, in Italia c'è il gioco d'azzardo vietato, tranne che a Campione, tranne che a Sanremo, a Venezia e a San Verzano. E però il gioco d'azzardo è vietato. Viceversa hanno messo ovunque questi bingo che certamente non attraggono turisti miliardari ma levano i soldi alla vecchietta che vive di pensione. Al pensionato, e io non ho sentito parlare nessuno di un argomento per esempio così semplice, così terra. Devo anche dire che secondo me c'è un'armonia in tutto questo. Ma che sta dicendo? Beh, l'armonia che in questo periodo storico, non l'Italia, il mondo, sta attraversando una crisi sociale, economica, culturale, religiosa da fare paura. E allora mi consola ogni tanto, perché da ragazzino lo sentivo dire, professore, ma non lo capivo, il pensiero di Vigo. Corsi storici. Ora, se non arriviamo a toccare il fondo completamente, io non credo che ci risolviamo. Non l'abbiamo ancora toccato? Secondo me no. Purtroppo no. Questa è un'amara prospettiva. Io prego un attimo Peppino di rimanere qui e magari Vittoria, se comincia a vedere se abbiamo altri dati, perché inviterei, cominciano ad arrivare adesso gli ospiti nella nostra redazione, Salvatore Politino, che è il direttore di Confesercenti. Buonasera. Ancora giorno. Io continuo a dire buonasera perché siamo fermi qua dentro dalla notte e abbiamo tutto chiuso, non sappiamo la luce che c'è fuori, se piove ancora o se non piove. C'è una bellissima giornata. Meglio così. Allora, dicevo, Salvatore Politino, che è direttore di Confesercenti, e recentemente è stato eletto vicepresidente, correggimi se sbaglio, della Camera di Commercio nuova, raggruppata, Catania, Ragusa, Siracusa. E allora, con Peppino Libera parlavamo appunto di questa non solo disaffezione verso la politica e verso i politici, ma verso coloro che in qualche modo, come dicevo io nel corso del nostro collegamento, hanno continuato a desertificare la nostra regione, una regione nella quale i giovani scappano e le imprese sono più quelle che chiudono rispetto a quelle che aprono, mentre, dicevamo pochi istanti fa, in un'isola a noi assolutamente vicina, di rimpettaia come Malta, bastano 4 casinò, 4 scogli e un Caravaggio per fare turismo. Ecco, uno come lei, rappresentante e direttore della Confesercenti, quindi rappresentante di aziende, di imprenditori, di gente che vuole vivere di commercio, cosa innanzitutto deve chiedere e può chiedere a questo nuovo governo regionale, qualunque esso sarà? Innanzitutto devo dire che oggi parlare di politica diventa un po' difficile, nel senso che la partecipazione attiva degli elettori ci dimostra come di fatto c'è più della maggioranza che non partecipa. Questo è sinonimo di una democrazia malata,
ed è soprattutto sinonimo di un clima di sfiducia che si sta creando attorno alle istituzioni. Non sono abituato personalmente a fare enunciazioni, ho sempre sostenuto che è importante trasmettere alle imprese e ai cittadini quello che si fa e non quello che si intende fare. Questo nuovo ruolo che mi è stato dato da vicepresidente vicario della Camera di Commercio è un ruolo importante, è un ruolo istituzionale che sicuramente ci consentirà di attivare tutte quelle che sono le misure a sostegno, non in termini di assistenza, perché per natura sono sempre stato contrario agli interventi di natura assistenziale. E per capire quella che è fotografare la situazione in Sicilia vi invito a leggere la relazione della Corte dei Conti. 94,6 milioni di euro sono stati restituiti dalla Comunità Europea su decreti di ammissione ai bandi regionali perché le imprese o per difficoltà di accesso al credito o per piccole dimensioni, quindi parliamo di microimprese, o perché sottocapitalizzate non sono riuscite a supportare questi progetti. Non vi è dubbio che viene meno la voglia di fare impresa e soprattutto perdiamo quelle opportunità che la Comunità Europea ci mette a disposizione e che poi verranno restituite attraverso il meccanismo della premialità a quelle nazioni che le hanno utilizzate. Aggiungo a questo che c'è un sistema di burocrazia all'interno della regione siciliana che è del tutto inaccettabile e questo credo che debba fare riflettere il governo regionale su quelle che potrebbero essere le misure da mettere in atto. Quindi da cosa dovrà partire il prossimo governatore? Cosa dovrà mettere in atto? Dovrà partire cercando di utilizzare e finalizzare quelle che sono le risorse della Comunità Europea, evitando che le stesse vengano restituite poi per un mancato utilizzo. Ma io però vorrei anche soffermarmi su un'altra cosa. Il problema nostro è che molte volte parliamo sempre di crisi. Parlare di crisi e lamentarsi su se stessi credo che sia ormai un concetto del tutto superato. La crisi può anche essere un'opportunità, nel senso che noi stiamo già assistendo ad una selezione naturale che presuppone che il piccolo imprenditore trovi quella capacità innovativa di adeguarsi al mercato e alle regole che ci detta un processo di globalizzazione che ormai è evidente sotto gli occhi di tutti, ed in questo le selezioni di categoria le Camere di Commercio sono chiamate a svolgere un ruolo importante. Non dimentichiamoci che le Camere di Commercio amministrano fondi delle imprese, sono organi di autogoverno delle imprese per cui di fatto non ricevono aiuti da parte dello Stato. Come tale l'impegno che mi sento di assumere è quello che quantomeno al di là di quelli che sono i costi di gestione delle stesse cercheremo di utilizzare queste risorse per fare sviluppo locale, ma sviluppo locale non significa la sagra del comune di San Corso, perché io assisto a diverse richieste da parte dei comuni su posizioni singole che non hanno nulla a che vedere con quella che è una programmazione seria, ma che valorizzi non il prodotto, ma la vocazione territoriale di una realtà che non è più Catania, ma che è la Camera di Commercio del Sud-Est, che è Catania, Siracusa e Ragusa, e che raggruppa sicuramente in termini di omogeneità risorse che sono l'agricoltura, il commercio, il turismo, l'industria, l'artigianato. Ecco, su questo bisogna lavorare, cioè ridare alle imprese modelli organizzativi, è quello che ci chiedono le imprese. In questo senso anche il processo di internazionalizzazione, da non confondersi con l'agito o la partecipazione alle fiere, può essere importante. Le imprese ci chiedono quali sono i mercati che possiamo aggredire. Di questo ora ne parleremo poi fra non molto con Mario Bevacqua, che è un esperto di turismo e presidente emerito delle agenzie di viaggio a livello mondiale e che sicuramente di turismo ci potrà dare lezioni e suggerimenti. Abbiamo anche in passato fatto un articolo sulle nostre pagine proprio per denunciare quali erano le pecche del sistema turistico siciliano. Di tutto quello che hai detto, hai trovato maggiore riscontro in quale dei candidati in campagna elettorale? Qualcuno ne ha parlato, fermo restando che, come abbiamo più volte detto, si è puntato di più non sui programmi, sulle idee, sulle proposte, quanto sull'odio reciproco. Io personalmente devo dire che sono sempre stato contrario agli attacchi personali, al discorso degli impresentabili, credo che questo sia, soprattutto in una fase storica come quella che stiamo attraversando, bisognerebbe forse un attimino concentrarsi di più e evitare di sprecare tempo. E infatti, con tutto il rispetto, ma quello dico che sono regole interne che stanno ai partiti, poi sarà liberamente il cittadino a giudicare. Infatti dico, lasciamo da parte quello che è stato fatto in campagna elettorale. C'è stato qualcuno che vi ha convinto con qualche idea, in qualche piazza, lanciando qualche proposta? Qualche incontro? Abbiamo avuto anche degli incontri, abbiamo incontrato Migher, abbiamo incontrato Cancelleri.
Chi vi ha convinti di più fra quelli che avete incontrato? Guardi, non è un problema di convinzione. Io credo che all'interno del tutti i candidati hanno posto grandi questioni che riguardano il turismo, che riguardano l'agricoltura, che riguardano il commercio, l'artigianato. Cioè, bisogna poi capire in termini concreti, e questo che credo sia importante che ci siano anche delle persone competenti al posto giusto, perché oggi la responsabilità di un assessore, che voglio dire non è più la classica figura politica che si limita alla governanza dell'assessore, ma anche un ruolo propositivo di conoscenza di quella che è la macchina amministrativa, o diversamente rischiamo che il politico di turno si consegni nelle mani di burocrati, quella burocrazia che poi crea diverse problematiche. Per cui credo che i candidati un po' tutti abbiano, come dire, affrontato quelle che sono le tematiche, però bisogna poi comprendere quelli che saranno, insomma, gli interventi specifici. Io ricordo ad esempio con il governo Crocetta che ci fu una forte polemica quando la regione Sicilia, suggerita da qualche funzionario, decise di non finanziare il fondo di garanzia, cioè senza comprendere qual era l'entità del danno che si stava recando alle imprese. Il fondo di garanzia oggi è uno strumento importante, essenziale per l'accesso al Lo decise un funzionario? Suggerito da qualche funzionario, perché probabilmente si era innescato un sistema di dei confidi, no? Che doveva tutelare, anziché il fondo di garanzia in termini di garanzia diretta, la garanzia. Allora, quello che non comprendo è il sistema delle lobby non può essere anteposto a un problema serio che è quello dell'accesso al credito delle imprese. Il fondo di garanzia andava rifinanziato perché è un'altra opportunità che stavamo togliendo alle piccole e medie imprese. Poi devo dire che quindi questo è certamente visto un po' quello che è stato, insomma, l'atteggiamento, devo dire, insomma, che sì, su suggerimento anche nostro, perché rispetto al fondo di garanzia, insomma, posso dire che siamo una delle poche associazioni che conosciamo bene lo strumento e l'importanza dello strumento, rimase tutto così com'è. Però questo, come dire, è sinonimo di mancanza molte volte di dialogo con le associazioni. Certo. Politino, brevemente, 3 richieste al nuovo governatore siciliano. Allora, il problema dell'accesso al credito, che è fondamentale e strategico. Noi abbiamo un problema legato al rifinanziamento del fondo di garanzia. La Regione deve necessariamente trovare i fondi per rifinanziare il fondo di garanzia e per consentire alle imprese di accedere al credito, a quelle imprese sottocapitalizzate, perché poi sono gli strumenti che consentono anche di affrontare eventuali investimenti futuri. La regolamentazione del commercio, e mi riferisco soprattutto ai centri commerciali naturali. Voi sapete che sui bandi dei centri commerciali naturali le risorse sono state perse. Addirittura io andrei più avanti, vedendo il modello toscano, e parlerei dei distretti urbani del commercio, cioè creare quelle zone franche all'interno delle città, soprattutto nel centro storico, che riportino gli investimenti all'interno del centro storico. Abbiamo più volte chiesto anche alle amministrazioni di detassare i nuovi investimenti all'interno del centro storico. Il problema è che rispetto a un fenomeno della grande distribuzione, che a Catania soprattutto ha assunto, come dire, ormai dati che sono superiori alla media europea, quindi sappiamo perfettamente quello che sta succedendo, c'è una desertificazione all'interno dei centri storici, nonostante Catania dimostri che ha un altissimo tasso di dinamicità, c'è un tasso di mortalità elevato, ma c'è anche un tasso di natalità delle imprese. E sono 2. Terza richiesta? Ma la terza richiesta che facciamo al governo regionale è quello di cercare di disciplinare il settore della formazione. Noi siamo affinché le risorse sulla formazione vengano utilizzate per la formazione mirata che consente ai giovani di affacciarsi al mondo del lavoro, piuttosto che parlare di formazione in termini di mantenimento di enti inutili. Grazie Politino. Giuseppe Libera, tu hai detto che 27 anni che non fai più politica ma continui a fare l'avvocato penalista. Dal punto di vista giuridico, cosa suggeriresti per non incappare più nuovamente in queste varie accuse odiose di impresentabilità, eccetera? Come suggeriresti di modificare in qualche modo la legge elettorale? Ma sarebbe stato più opportuno avere 2 schede, una per votare il presidente, quello che grazie ai giornalisti ha un nome oggi, si chiama il governatore della Sicilia, come c'è nel Texas, nel Missouri. Quindi una scheda che elegge il presidente e l'altra scheda che elegge i parlamentari. Detto questo, oggi sentivo parlare, credo sulla 7, da Ventana, da qualche parte, del problema che chiunque dei 2 cancelleri o Musumeci venga eletto non avrà una maggioranza. Sì, vero, non avrà una maggioranza. Allora dobbiamo, secondo me, ridisegnare i ruoli dei nostri rappresentanti, nel senso, io vedo che il governatore
se eravamo in monarchia avremmo detto il viceré, ecco, avrà il compito di governare, non ha bisogno di una maggioranza. Il Parlamento, l'Assemblea regionale, come la vogliamo chiamare, faccia il suo mestiere, che è quello di controllare, di stimolare, controllare il governo, stimolarlo, fare anche delle leggi se sono necessarie. Questo, cioè mettere in atto lo statuto, se noi stiamo votando, semmai stiamo votando il Presidente direttamente, il governo è quello, quindi avremo o il governo Musumeci o il governo Cancelleri. Non hanno bisogno di una maggioranza come si faceva una volta, perché non hanno bisogno di essere sostenuti da una maggioranza. Questa è la novità. Allora veramente diventerebbe laboratorio la Sicilia. La novità sarebbe questa nuova interpretazione. Cosa suggerisco? Hanno due alternative: o stracciare lo statuto siciliano, che è una legge costituzionale, o renderlo operativo, o renderlo operativo, quindi, o l'una o l'altra. Ma sta cosa che ancora si tiene in piedi, la regione siciliana, regione a statuto autonomo speciale, ci furono dei morti, io penso a Canepa, gente idealista, allora idealisti non ce n'è più, che si batté per questa cosa. Bene, ora è venuto il momento, o la stracciamo questa autonomia, o la rendiamo operativa. Queste sono le mie idee, e con questo vi saluto. Va bene, buon lavoro. Peppino, grazie. Sono arrivato io, sono arrivati gli altri. Grazie infinite, sì, hai aperto l'ondata degli ospiti. Sì, ma mi faceva grazie Peppino Libera, piacere. Grazie anche a Stato Politino per averci raggiunto. Noi approfittiamo adesso per lanciare